Va ora in onda la rassegna stampa. Ma perché drogarsi quando ascoltare Isaac Hayes con Disco Connection del 1975 è perfettamente legale e non avete problemi con la giustizia? Ecco appunto, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, giovedì 7 di agosto dell'anno del Signore 1975, no, l'anno del Signore è il 2025, ahimè, non posso darvi questa gioia. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, ladies and gentlemen, lo sapete, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa che in teoria sarebbe il titolare è Semmivarin, ma supplisco io fino al 29 di agosto, nelle videopillole e molta altra bella robina ancora. Allora, che altro vi devo dire? Intanto la creanza, saluto e auguro buon lavoro ai nostri due Simoni in plancia comando che mi permettono di arrivare fino alle vostre orecchie e ai vostri occhi, se ci state seguendo sui canali video della nostra radio. E poi vi ricordo, as usual, le nostre coordinate, 340-670-9659, se avete voglia di scriverci attraverso la zappa o il WhatsApp che dir vogliasi, oppure quando lo dirò io, ma oggi avremo poco tempo, il telefono allo 0292947222. Perché poco tempo? Perché noi quest'oggi chiudiamo in anticipo alle 10:10, dopodiché manderemo in onda la conferenza di ieri con cui al CIPES Matteo Salvini ha dato l'annuncio dell'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina. Alle 10:30 ci sarà un liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti su questo tema. Quindi vi invito caldamente a restare sintonizzati con noi. Poi noi ci ritroviamo alle 12 con Capitaneria di Porto, anche oggi faremo malefatte inenarrabili, ma questo è un altro paio di maniche. Cominciamo allora la rassegna stampa. Quali sono i temi di oggi? I temi di oggi sono, al di là dell'approvazione del progetto del ponte, la Meloni che se la prende con i giudici sul caso Al-Masri,
l'Ucraina, Trump sarebbe incline addirittura ad incontrare Putin la prossima settimana e a organizzare un vertice con lui e con Zelensky. Gaza continua la drammatica guerra in corso, poi abbiamo l'epilogo del drammatico femminicidio della povera Sara, uccisa a 22 anni da questo scapestrato che la perseguitava da un po', insomma, costui si è ucciso in carcere, una vicenda drammatica. Poi abbiamo alcune soluzioni per chi infila contromano l'autostrada, si comincia a dibattere anche di questo in questo paese. Sarà un Ferragosto molto caldo, lo avete sentito anche dal meteo poco prima di cominciare, è arrivato Caronte e guida sto bisonte, come la famosa barzelletta, per cui Caronte porterà temperature sopra i 35 gradi almeno fino a Ferragosto. Poi generalmente a Ferragosto il tempo si rompe e dovremmo andare insomma un poco giù, speriamo. L'ereditiera della ditta che produceva il Ciclone B per annientare gli ebrei ha deciso di andarsene a Gaza con la Freedom Flottiglia. E poi c'è una cosa curiosa con cui chiuderemo la nostra puntata di oggi. A Gallipoli sono arrivati i napoletani, i quali hanno ben pensato di improvvisarsi leva malocchio. Quindi c'è gente che vi butta addosso del sale, dopodiché vi chiede 5 euro, un'offerta a piacere, per levarvi la fattura e la sfiga, altrimenti se non gli date i soldi la sfiga si abbatterà su di voi. Vabbè, ma io non mi faccio meraviglia, c'è gente che usa lo smartphone figlio delle missioni Apollo per dirmi ancora che la Terra è piatta, per cui figuratevi. C'è gente anche che dà 5 euro a un napoletano che gli butta addosso il sale per levargli la sfiga. Poi vi darò la notizia nel finale su Libero. Cominciamo a dare questa occhiata alle agenzie. Ecco la DN Kronos, i dazi scattano le tariffe USA, Trump esulta, arrivano miliardi di dollari. Le tariffe paese per paese, ieri l'annuncio dei dazi al 100% su chip e semiconduttori dall'estero, l'accordo con Apple per investimenti da 100 miliardi di dollari negli USA, quindi l'Apple torna a casa. Gaza e il piano di Israele per l'occupazione totale, oggi la decisione del governo Netanyahu, si riuniranno alle 16:30 ora italiana. Posizioni divergenti nel gabinetto di sicurezza e anche all'interno dell'esecutivo, l'opposizione maggiore viene dall'esercito. Ucraina, Russia, la Casa Bianca, Trump pronto a vedere Putin e Zelensky, la possibilità è stata discussa in una chiamata tra il presidente USA e il presidente ucraino. Trump, molto produttivo l'incontro Witkoff-Putin, fatti grandi progressi. Il Cremlino, colloquio costruttivo e utile. Suicida in carcere Stefano Argentino, l'assassino di Sara Campanella, illegale, lo Stato è responsabile. Il 27enne, reo confesso dell'omicidio, si è tolto la vita nel carcere di Messina. Il suo avvocato: avevo chiesto una perizia psichiatrica, il GIP me l'ha negata. La Meloni, la riforma della giustizia procede, ho messo in conto le conseguenze. La Premier in un'intervista sul caso Al-Masri, surreale che io sia stata archiviata, i miei ministri non governano a mia insaputa. Politica, fascisti, comunisti, doppiopesisti, perché le frasi di Mieli in onda hanno incendiato i social. E poi lo vedete, Ponte sullo Stretto, approvato il progetto definitivo, la via libera del CIPES. Hiroshima, ecco chi premerebbe il bottone nucleare se l'Italia avesse la bomba atomica. Il nostro paese non ha armi atomiche, ma per un'eventuale decisione sarebbe coinvolto il Consiglio Supremo di Difesa. Veramente noi abbiamo ricevuto dagli americani alcune bombe atomiche qualche anno fa, però i detonatori se li sono tenuti loro. Quindi è difficile che noi riusciamo a farle esplodere. Io ricordo quando ero all'università, perché questo dibattito si infiammò durante la guerra del Kosovo, quindi stiamo parlando del 99, l'idea generale in dottrina era che, essendo il Presidente della Repubblica capo delle forze armate, egli avrebbe la titolarità e la potestà del bottone rosso. Ora provate a immaginare Mattarella che decide di tirare una bomba atomica su una capitale europea a caso. Salutiamo il Presidente della Repubblica e buona giornata anche a lui. Allora, adesso guardiamo le prime pagine dei nostri quotidiani. Avvenire
Avvenire, eccolo qua, la fotonotizia di apertura, reportage al valico di Kerem Shalom, camion danneggiati, in Cisgiordania, palestinesi divisi tra ANP e Hamas, al 56% nei sondaggi, aiuti prima bloccati dagli estremisti ebrei, poi assaltati nella striscia, addirittura sono riusciti a rovesciare un camion dalla disperazione. Il fatto, mancano fondi e volontà di portare a termine il progetto Cartabia elaborato dal governo Draghi, riforma congelata. Il governo posticipa ancora la costituzione del nuovo Tribunale Unico della Famiglia. Magistrati e avvocati soddisfatti, così si salvano i giudici onorari e le sezioni sui minori. Stretto di Messina, ultimo via libera per il ponte, cantieri aperti da settembre, già fioccano i ricorsi, addirittura il Codacons è sufficientemente sul piede di guerra perché il pedaggio da attorno a 10 euro secondo loro sarà il più alto al mondo. Invece, secondo il Codacons, 37 euro a botta per attraversare con la nave in 20 minuti, evidentemente va bene così. Perché non sentono quelli che fanno i rappresentanti di medicinali o di prodotti che dalla Calabria si beccano il servizio nella Sicilia orientale? Perché non intervistano loro che ogni mattina devono fare andata e ritorno con la nave 37 euro a botta? Vabbè, lasciamo stare. Corriere della Sera, l'attacco sulle decisioni delle toghe in materia di migranti, disegno politico, la replica dell'ANM, magistrati a fondo di Meloni, la Premier su Al-Masri una reazione alla riforma, Conte, il governo mente, di spalla, in vigore da oggi al 15%, via nel caos ai dazi americani, Donald colpisce India e Brasile. Zelensky, i russi più propensi a una tregua, Mosca buon vertice, ora Trump prepara un incontro con lo zar, oggi la riunione di gabinetto decisiva, Israele pronto l'ordine per occupare Gaza, ma il paese si divide, e poi c'è il retroscena, le carte, il capo dell'AISE, gli 007 dissero, i libici di Al-Masri utili sugli sbarchi. Vedete quando io ieri vi dicevo di Machiavelli? Torniamo lì. L'annuncio, le opposizioni, un azzardo folle, sia al ponte sullo stretto, Salvini, lavori a settembre, pedaggi sotto i 10 euro. Guerra inevitabile, un'idea pericolosa, vedete la fotonotizia per gli 80 anni di Hiroshima, riflessioni sull'atomica e sul presente. Si uccide in carcere l'assassino di Sara, il femminicidio di Messina, il killer non era più sorvegliato, illegale, colpa dello Stato. La sottomissione arriva in campo, volley a Busto Arsizio, io fiera del velo, prima in Serie A. Il Fatto Quotidiano, c'è pure la metro, show con Meloni, sarà pronto nel 2032, Salvini fa il piazzista, ma il ponte non regge. L'esperto lo boccia, Codacci Pisanelli, il progetto è del 2011 e va rifatto, problemi tecnici enormi su cavi, rotaie, acciai, rischi sismici e aerodinamici. Mancano i protocolli adeguati, non è che non si può fare niente perché c'è la mafia. Il ministro cita B, ma dimentica le inchieste. Poi il reportage in Riviera, addio Rimini, 3 giorni soli d'estate, spiagge deserte. Mi dispiace tanto per Fiorello, no? Ve lo ricordate? Spiagge in riva al lungomare dell'Adriatico. Domani la mettiamo, dai. Schiaffo all'Italia del no, qua siamo invece su Il Giornale. Schiaffo all'Italia del no, ponte, partenza, via. Questo è un bel titolo. Stamattina veramente credo che il titolo più bello sia questo. Veramente complimenti a chi l'ha fatto. Ve lo ripeto perché è geniale. Ponte, partenza, via! Sì definitivo alla struttura che collegherà Calabria e Sicilia. Sarà pronto entro il 2033, Salvini a settembre i cantieri. Fotonotizia a centropagina, l'inchiesta sui ministri. Meloni, giudici di segno politico contro la riforma. La Premier al TG5. Su Al-Masri agito per tutelare il paese. Ma ora noi dovremmo essere pronti per il qui Parlamento, se abbiamo già in linea l'onorevole Cattoi. Regia, fatemi sapere per favore. Non risponde Antonino, non risponde. Ah, non risponde? Ok, pazienza. Allora andiamo avanti. Il conflitto in Ucraina, Witkoff Putin, fumata nera, scattano le sanzioni USA, nuovi investimenti per 100 miliardi, primo effetto dei dazi, Apple ritorna a casa. Il Tempo, sì, anche qua abbiamo un titolo di alto livello perché c'è una citazione da Frankenstein Junior. Si può fare! Arriva lo storico sì al ponte sullo stretto di Messina, il CIPES approva il progetto definitivo, opera da 13 miliardi e mezzo per collegare Calabria e Sicilia.
6.000 auto l'ora, 200 treni al giorno. Salvini, a settembre partono i primi cantieri, sarà un acceleratore di sviluppo per il Sud. L'intervista al TG5, Meloni su Al-Masri, ho tutelato l'Italia, migranti dei giudici un disegno politico. Il tempo di Osho lo diamo dopo, l'annuncio della Casa Bianca, dazi la vittoria di Trump, da Apple 100 miliardi di investimenti USA, l'Italia filo Hamas, dal post-dem sugli ebrei a Riace gemellata con Gaza, così monta l'odio anti-Israele, parla Gabay, ambasciata di Israele, l'opposizione italiana che strumentalizza Gaza ci mette in serio pericolo. Roma e la criminalità, stavolta la mafia è davvero capitale, guerra tra clan, comanda la Camorra. E poi il giallo di Via Poma, sono 35 anni quest'oggi dalla morte della povera Simonetta Cesaroni, Via Poma una svolta, indagini dopo 35 anni, più vicini all'assassino di Simonetta Cesaroni. Adesso andiamo a vedere il tempo di Osho, il ritorno di Vendola in Puglia, piace ad AVS ma fa litigare il PD, c'è Vendola che parla con Bertinotti e Bertinotti gli chiede: ma non si rimedia pure un posticino pure per me? Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Meloni contro i giudici, la Premier sul caso Al-Masri, dopo la riforma c'è un disegno politico della magistratura, il Tribunale dei Ministri, così il governo ha violato le leggi per affari e traffico di migranti, di spalla, ponte sullo stretto, c'è il via libera, il PD a Salvini, spreco colossale. Peccato che nel 98 su Repubblica invece il PDS e compagnia bella dicevano che il ponte ci voleva. Dai Borbone a Berlusconi, la storia, poi ancora la guerra in Ucraina, Trump, presto l'incontro con Putin e Zelensky, stop ai vaccini, l'ultima follia di Kennedy Jr., senza sorveglianza, suicida in cella, l'assassino di Sara, descrive il collega Salvo Palazzolo, il mistero di Via Poma, lungo 35 anni, Giancarlo De Cataldo. La Stampa, eccoci qui, via il ponte sullo stretto, costerà 13 miliardi e mezzo. Pronto nel 2033, pedaggio sotto i 10 euro, il Codacons il più caro al mondo, prendete la nave e poi me lo raccontate. L'opposizione, spreco colossale, parla la Di Ciucci, temo i ricorsi, incentivi a chi lascia a casa. Poi ancora, Trump-Putin, il contatto, il presidente USA vertice la prossima settimana, minaccia sanzioni all'India, fa affari con Mosca. Fotonotizia, centropagina, vedete che viene bruciata questa effigie di Trump col volto atomico, incubo atomico, la lezione di Reagan e Gorbaciov. Intervista al soldato pentito Anthony Aguilar, a Gaza ho visto sparare sui civili. Andiamo avanti. La Verità, la pericolosa ingerenza nel settore della sicurezza dello Stato, Al-Masri, altra trappola dei giudici. Il Parlamento negherà il rinvio a giudizio per Nordio, Piantedosi, Mantovano, così nel mirino finisce Bartolozzi, capo di gabinetto del Guardasigilli. Processando lei potranno chiamare a testimoniare il Premier e i ministri, trasformandoli di fatto in coimputati. Meloni durissima, vede un disegno politico dietro alcune decisioni della magistratura. Fotonotizia, centropagina, ponte sullo stretto, si parte, ovviamente la sinistra strilla. Di spalla, ecco le carte, il colombiano spacciatore in affido alla Jeep difeso da uno di Alleanza Verdi a Sinistra, stop a Big Pharma, via i fondi per i vaccini mRNA, Kennedy taglia un finanziamento da $500 milioni per progetti sperimentali sui farmaci, tecnologia rischiosa e inefficace, diamo i nostri soldi a chi sviluppa antidoti più sicuri, le virostar italiane già insorgono, unione a pezzi, da Berlino nuovo strappo anti-UE, Ursula spalle al muro. Il libro profetico della nostra autodistruzione, ne scrive Francesco Borgonovo, con La Verità torna il campo dei santi di Raspeil, a lungo messo all'indice. Bravo Francesco, hai fatto bene, avete fatto bene. Questo è un libro che io vi suggerisco di leggere con molta attenzione, quindi mi permetto di dirvelo, prendete La Verità in edicola con questo libro. Francesco scrive che sarà disponibile con La Verità da mercoledì 13 di agosto, prendetelo. È praticamente sottomissione 30 anni prima, è un libro del 1973 che io vi invito a leggere, perché vi garantisco che è un ritratto del mondo di oggi, paradossalmente. L'autore tra l'altro lo aveva sconfessato, ma io sono sempre del parere che quando tu scrivi un libro e lo firmi c'è poco da fare discorsi. Nel momento in cui lo firmi ne sei responsabile.
E poi chiudiamo con Libero, contrattacco sul caso Al-Masri, Meloni processa i giudici, il premier accusa il disegno politico delle toghe, vogliono fermarci sull'immigrazione, la conseguenza della riforma non sono un Conte qualsiasi. Regia, potete provare di nuovo a telefonare a Vanessa Cattoi, per favore, che mi dicono se ci stia aspettando. Ok, chiamo. Grazie. Poi ancora, fotonotizia centropagina, approvato il progetto definitivo, la sinistra come sempre protesta, miracolo Salvini, il ponte di Messina si farà. Ancora, viene avanti Grillino, sceneggiate in aula, insulti a Giorgia, i 5 Stelle perdono la testa. E già che ci siamo, ne bastano meno, 10.000 passi al giorno, la scienza cambia idea. La scienza ha cambiato idea, siamo commossi. Coppia da podcast, quando Ranucci veniva intervistato dalla Boccia. Vabbè, ancora una volta lasciamo stare, dai. Diamo un'occhiata anche alla BBC, le ampie... Non mi risponde. Non so se è il numero che non è corretto, ma quel numero non mi risponde. Scusa un attimo, te lo giro sulla zappa della radio. Ecco, prova. E questo qua è il numero? Vedete, questo è No, il era bello diverso. Ah, e allora, perfetto, va benissimo. Questo è il bello della diretta. E allora, tra poco avremo il Qui Parlamento con l'onorevole Vanessa Cattoi, che ringraziamo per la pazienza, anche perché le signore non si fanno aspettare. Per cui, questione di pochi secondi e passeremo a Qui Parlamento. Vi dicevo della BBC, la notizia d'apertura, le ampie tariffe di Trump prendono effetto contro decine di nazioni. Il presidente inoltre colpisce l'India con una tariffa al 50% e minaccia addirittura una tariffa del 100% sui semiconduttori prodotti all'estero. Di spalla, vedete qui a sinistra, c'è una buona prospettiva per un summit con Putin e Zelensky, dice ancora Trump. Ci si attende, per il momento sono cambiate le aspettative per un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, malgrado appunto la minaccia da parte del presidente di potenti sanzioni. Siamo, Antonino, se vuoi. E allora sigla. Qui Parlamento. E allora le signore non si fanno aspettare, tanto per cominciare, quindi io mi scuso. Cominciamo dalla creanza. Benvenuta all'onorevole Vanessa Cattoi e ben trovata. Grazie a tutti voi e a tutti i vostri radioascoltatori, buongiorno a tutti. E allora, onorevole, questa mattina insomma si parla di DL Economia. Cosa troviamo di novità buone per tutti noi e per i nostri borselli? Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità che mi date di parlare di questo importante provvedimento dibattuto anche alla Camera proprio in queste ultime ore. È un provvedimento molto eterogeneo perché va a toccare molti ambiti di vita quotidiana, di vita vera, quindi di fatto interessa un po' diverse categorie economiche, partendo dalle attività economiche, dalle imprese, dagli interventi che sono stati inseriti anche a carattere sociale in materia di infrastrutture, trasporti, ma soprattutto anche degli enti territoriali. E vorrei soprattutto fare una premessa, perché abbiamo avuto le opposizioni in aula anche alla Camera che hanno continuato a ribadire il fatto che comunque questo provvedimento, che cuba poco più di €1 miliardo, è un provvedimento sotto il profilo economico insufficiente, che non abbiamo una visione né nell'ambito del sostegno alle imprese, neanche nell'ambito di sostegno al welfare sociale, e che di fatto manca una visione politica. Io mi sono permessa di ribadire e rispondere alle opposizioni che inneggiavano anche alla questione dei dati di Trump, perché comunque è un tema attuale, diciamo, e il fatto che vero è che si poteva allocare maggiori risorse, però è anche vero che non possiamo omettere un'informazione fondamentale importante, cioè che questo governo di fatto in questo provvedimento è riuscita a trovare oltre €1 miliardo di disponibilità da mettere in campo per cercare di sostenere tutti i vari ambiti della vita vera dei cittadini italiani, pur avendo un'enorme zavorra che è quella del super bonus, perché le opposizioni la fanno sempre semplice, ma noi di fatto il governo di centrodestra si è ritrovato con questo macigno, questa eredità che ci è stata data dal centro-sinistra, che si chiama super bonus, che fino al 2027 per ogni anno fino al 2027
ci vede obbligati a impiegare 40 miliardi di euro, e per chi ci ascolta io vorrei ricordare che sono di gran lunga superiori a quanto cuba solitamente una manovra finanziaria, e quindi noi abbiamo ipotecato fino al 2027 40 miliardi di euro per questa misura, che di fatto si era dimostrata come una misura assurda, perché mai come il super bonus prima è intervenuto su meno di 400.000 immobili, cioè meno dell'1% delle strutture immobiliari presenti su tutto il nostro paese, costando così tanto per tutti noi. E dopo hanno messo anche un altro dettaglio, la riforma della governance economica europea, secondo macigno che grava e che vincola di fatto le possibilità di manovra di questo governo di centrodestra, anche in provvedimenti come questi, perché ricordo che la riforma della governance economica europea è fortemente sostenuta soprattutto dal centro-sinistra, che in Europa l'ha pure votata. Anche questa di fatto ci obbliga ad una correzione strutturale sui nostri conti del bilancio dello Stato, che è pari al 0,55% del PIL. Voi vi direte, ma cos'è il 0,55% del PIL? Beh, si parla di 12 miliardi di euro all'anno nel 2025 e nel 2026. Quindi se andiamo a sommare i 40 miliardi più 12 miliardi, noi abbiamo un'ipoteca annua del valore di 52 miliardi, che sono di gran lunga superiori a due finanziari. Ecco, quindi fatta questa premessa che è doverosa, uno dice ok, con questi vincoli comunque il governo è riuscito a far fronte innanzitutto a quelle che sono le istanze degli enti territoriali, e quindi anche cercando di dare un sostegno ai nostri comuni, perché noi, soprattutto noi della Lega, siamo molto vicini agli amministratori, abbiamo tanti nostri amministratori e sappiamo quali sono le esigenze. Quindi anche in questo provvedimento, la faccio molto veloce, abbiamo inserito dei fondi ad hoc, ad esempio per sostenere i comuni per l'assistenza dei minori che sono stati allontanati dalle case familiari, con un provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria. Abbiamo incrementato il fondo per le risorse per il finanziamento delle funzioni fondamentali sia delle province che delle città metropolitane. Abbiamo istituito un fondo per la rigenerazione urbana, anche qua per andare incontro a quelle che sono le necessità dei nostri comuni. Abbiamo incrementato i fondi per gli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle province e delle città metropolitane. Abbiamo incrementato il fondo regionale per la protezione civile, abbiamo incrementato il fondo per le opere indifferibili, e poi grazie anche a un emendamento della Lega siamo riusciti ad inserire all'interno della norma uno scudo sui sindaci in qualità di coordinatori comunali delle attività di volontariato di protezione civile, perché non è giusto che un sindaco che copre anche questa funzione, che di fatto è una funzione legata all'attività del volontariato, di fatto si trovi poi ad avere anche l'onere e le responsabilità penali e amministrative previste dall'articolo del decreto dell'81 del 2008, e quindi con questo provvedimento abbiamo cercato di andare incontro e di concludere l'iter di sostegno al volontariato che avevamo già iniziato in altri provvedimenti, proprio cercando di andare a sostenere anche i sindaci che sono coordinatori di una funzione così importante. E poi abbiamo dato una mano anche a quelle che sono le emittenti radiotelevisive locali, con un fondo ad hoc di 16 milioni e mezzo. Anche qua è importante ricordare il pluralismo dell'informazione. Siamo oggi proprio in una trasmissione e voi lo sapete benissimo, quindi è importante dare voce a tutti e soprattutto alle identità territoriali, che vengono comunque espresse anche attraverso le emittenti radiotelevisive locali, anche e soprattutto perché sono un baluardo dei nostri territori, che ci permettono anche di avere la contezza, di aver sotto controllo tutto ciò che accade all'interno delle nostre comunità. Noi della Lega lo sappiamo già, perché comunque facciamo tantissima attività territoriale, ma è giusto che teniamo vive anche queste radio e televisioni locali, perché sono di sicuro un'antenna sui nostri territori, e che soprattutto raccontano le nostre comunità e raccontano quelle che sono le esigenze locali. E quindi anche in questo siamo intervenuti. E poi il tema delle donne, perché anche la sinistra si straccia le vesti pensando che questo tema sia solo loro. Invece con questo governo noi anche all'interno di questo provvedimento siamo andati ad inserire un articolo ad hoc proprio per incrementare cosa? Abbiamo incrementato e potenziato ulteriormente una misura che avevamo già inserito in manovra di bilancio, che è quella del parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali che sono a capo delle lavoratrici madri sia dipendenti che autonome. E quindi anche qua andiamo a dare una mano
alle donne occupate che decidono di avere anche dei figli, e questo è un dato molto importante che vorrei sottolineare, perché grazie a questo governo l'occupazione femminile che ci viene segnalata da Istat, quindi non dalla sottoscritta o da un membro del governo, ci attesta e ci registra una crescita di quasi 280.000 donne occupate dall'insediamento di questo governo. E quindi questo abbiamo segnato un livello record col superamento della soglia dei 10 milioni di donne lavoratrici, che siamo riuscite a attuare grazie a una serie di misure tra le quali queste, perché noi riteniamo che sia soprattutto il lavoro e l'indipendenza economica i due pilastri su cui noi possiamo costruire l'indipendenza economica delle nostre mamme, delle nostre donne lavoratrici, ma soprattutto che possiamo costruire la cosiddetta ed effettiva parità di genere, che tanto invece parlano di appellativi al femminile e non contano invece, non tengono conto di misure come queste. Noi cerchiamo invece di intervenire proprio sulla vita vera e quotidiana, perché di fatto noi abbiamo una registrazione del tasso di abbandono, di uscita delle donne dal mondo di lavoro, che sempre Istat ci attesta che sale al 18% nell'anno di nascita del bambino, cosa che invece non avviene per gli uomini, perché la media poi solitamente è, nel caso non ci fosse la presenza di un figlio, che l'abbandono del lavoro, la differenza tra uomini e donne non è poi così grande, perché si parla di un 10% per le donne e di un 8,9% per gli uomini. Invece quando abbiamo la presenza di un figlio, appunto queste percentuali crescono notevolmente. Quindi anche in questo provvedimento ci siamo inseriti per cercare di dare sostegno alle donne e soprattutto alla natalità e soprattutto ai giovani, perché vorrei ricordare che in questo provvedimento siamo riusciti a trovare lo spazio anche per rifinanziare il fondo di garanzia per la prima casa, e quindi anche qua un aiuto concreto, oltre ad aver già istituito anche in altri provvedimenti altri interventi a sostegno della natalità, come il bonus famiglia, soprattutto il bonus per gli asili nido, per cercare di conciliare maggiormente il lavoro e famiglia. Abbiamo inserito anche per i giovani l'incremento del fondo per l'acquisto della prima casa, perché riteniamo che dare una mano ai nostri giovani sia importante, sia determinante, soprattutto a fronte anche qua dei dati che ci dicono cosa, che i report annuali del Centro Internazionale di Studi di Famiglia ci attesta che il 52% delle famiglie italiane dichiara di aver ricevuto sostegno dai genitori per l'acquisto della prima casa, e questo dato Certo. abbiamo la registrazione che aumenta al 70% quando si parla di over 35, quindi anche in questo provvedimento siamo andati in questa direzione per cercare di dare una mano ai nostri giovani, oltre che averlo dato anche con il Fondo per l'innovazione in agricoltura, anche lì 47 milioni di euro. In generale questo va a favorire non solo i giovani ma anche l'occupazione femminile, l'occupazione in generale, ma anche qua un segnale importante di attenzione che abbiamo ritrovato all'interno di questo provvedimento. E poi vorrei soffermarmi su un altro aspetto molto importante e dopo chiudo qualora ci fossero delle domande, che vorrei chiudo io perché siamo un po' in ritardo, onorevole. Ecco, allora dico velocemente due cose, due pilloline veloci. Sì. Uno sul payback sui dispositivi medici, perché anche qua vorrei ricordare come le opposizioni si sono stracciate le vesti sul fatto che comunque sia questo governo non ha trovato una formula risolutiva. Abbiamo fatto un altro passo in avanti, un miglioramento di una norma capestro che io ho ricordato anche ieri. Questa è una norma che è stata introdotta dal Partito Democratico a guida di Matteo Renzi ancora quasi 20 anni fa, e che di fatto è una norma che ha concepito, che è stata concepita, una norma così sovietica, è stata vista nella storia della Repubblica Italiana nei confronti di un'iniziativa privata, quindi di aziende private, non si è mai vista prima. Come ho ricordato che noi siamo intervenuti sul payback anche in questo provvedimento, salvaguardando un comparto che è quello sui dispositivi medici, che cuba 19 miliardi di fatturato all'anno e l'altra qual è? 130.000 dipendenti. E l'altra, l'ultima ma non per meno importanza, che però ci tengo a sottolineare perché secondo me è veramente importante, è l'attenzione alle cure oncologiche avanzate. Ecco, io da coordinatrice dell'intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro sono orgogliosa di dire che questo governo anche in questo provvedimento è riuscita a dimostrare effettivamente l'attenzione al mondo dei malati oncologici e inserendo in norma 12 milioni di euro a favore delle strutture anche private accreditate che si occupano proprio delle erogazioni di prestazioni pediatriche, che hanno
una specifica prevalenza sui trapianti di tipo allogenico, e poi 16 milioni di euro per i centri di riferimento nazionale per l'adroterapia e con i ioni di carbonio, e 2 milioni e mezzo di euro per i centri che praticano la prototerapia. Io penso che questo sia un motivo di orgoglio, anche il fatto di avere anche in questo provvedimento un'alta attenzione nei confronti di quelle persone, di quegli adulti e di quei bambini che quotidianamente lottano e combattono per la vita. Io penso che questo sia un punto importante che vada sottolineato, che siamo riusciti ad inserire in un provvedimento così eterogeneo, così importante, che però risponde a tante esigenze quotidiane dei nostri cittadini. Da Esenzione 048 io la ringrazio soprattutto per questo. Grazie e alla prossima, Grazie onorevole. a voi, ai vostri radioascoltatori, e buona giornata a tutti. Grazie ancora. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Ma non vi viene voglia di ballare la conga già che ci siete? Questa era niente po' di meno che i Miami Sound Machine, conga del 1985. Bene, e allora che altro dire? Si sono fatte le 9, 11 minuti e 53 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, la rassegna stampa, signore e signori. Sono arrivate delle zappe al 340-670-9659. Buongiorno, 18enne contromano sull'autostrada a Modena. Adesso a quei fresconi dei politici diamo un altro consiglio. Oltre a non rinnovare la patente dagli anni 80 in giù, non facciamola fare prima dei 40 anni. Gino, mamma mia, come te la sei presa per quello che ho detto ieri. Dai, Gino, te prego. Allora, abbiamo un audio, ragazzi, se volete lo mandate. Io sono Walter, dovresti trovare la notizia che ho sentito ieri,
anzi questa mattina, di quei 14 set fotografici, sembra finanziati dalla Turchia, nei quali vengono praticamente create le immagini della fame a Gaza, cioè dove ci sono i bambini denutriti che vengono con la padella in mano. Notizia interessante. Lo avevano già fatto con i bombardamenti, lo avevano già fatto con donne ferite, cioè di creare questi set cinematografici. Tutto qua, ciao. Walter, sì, l'avevo vista anch'io questa cosa ieri, ora non ho il tempo di ritrovarla, però hai fatto bene a citarla. Ma questa è la dimostrazione della guerra mediatica che Hamas ha stravinto contro Israele, purtroppo. Questa è la verità, perché bastano le immagini, no? Rod Stewart una volta ha detto che un'immagine racconta una storia. Loro di storie ne hanno raccontate che la metà bastano, però la realtà è che ci sono poveri cristi ancora da 600 giorni dentro ai tunnel e questi galantuomini, si fa per dire, non vogliono arrendersi e cedere e restituire alla libertà della gente che aveva l'unica colpa di essere andata al Nova Festival oppure di vivere dalle parti dell'attacco. Questa è la realtà dei fatti. Non è che c'è altro. Dopodiché ognuno scelga, per carità, siamo tutti contro la morte dei bambini, siamo tutti contro le guerre, non è che siccome muoiono 10 bambini a Gaza scendiamo per strada a festeggiare, non è questo il punto. Ma il punto resta che è Hamas che ha voluto farsi scudo di un popolo intero. Il bello è che gli danno pure ragione, questo è il dramma. Vabbè, andiamo a vedere le altre zappe che sono giunte al 340-670-9659. Ponte, pronti via, siamo sicuri che qualcuno, non faccio nomi, intervenga a gamba tesa a rovinare tutto. Chi saranno questi qui? Poi, buongiorno dottor Dan, il dottore all'ospedale, amico o amica mia. Mi chiedo come mai lei che ha confidenza con la lingua della perfida Albione pronuncia summit anziché summit? Thank you. Perché summit è parola latina, molto semplicemente, così come media, mass media. È anche una questione di identità della lingua italiana. Guarda, mentre andava la canzone sono andato a chiedere supporto all'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca scrive per quel che riguarda la pronuncia dei due termini, il Sabatini Coletti, che è un prestigioso dizionario, indica solo quelle all'inglese. Il Gradit, che invece è il grande dizionario italiano dell'uso di Tullio De Mauro, grande Tullio De Mauro tra parentesi, il Gradit, dichiaratamente più vicino alla lingua dell'uso, indica entrambe le pronunce, addirittura premettendo in entrambi i casi quella alla latina e indicandola così come la pronuncia più diffusa. Poi abbiamo il grande dizionario della lingua italiana, quella del Battaglia, che invece preferisce indicare la pronuncia summit per summit e non specifica niente per mass media, dando così per scontata una pronuncia aderente alla forma scritta. Gli strumenti linguistici disponibili per ogni tipo di incertezze sono molti. Nel caso di dubbi di grafia o pronuncia, come in questo caso, lo strumento principe è il DOP, il dizionario d'ortografia e pronunzia di Migliorini, Tagliavini, Fiorelli. Le indicazioni che dà per questi casi sono mass media e summit, privilegiando dunque le pronunce all'inglese. Quale pronuncia è allora la più corretta? I termini arrivano in italiano sì dal latino, ma attraverso la mediazione di altre lingue. La pronuncia all'inglese è quindi più aderente alla lingua dalla quale i termini con questi particolari significati provengono in italiano. Consideriamo infatti che come derivazione diretta dal latino in italiano abbiamo i termini mezzo mezzi da medium e sommo sommità da summus summa summum. D'altro canto, la matrice latina di entrambe le espressioni è innegabile. Nessuna delle due pronunce quindi è definibile errata. Del resto, se la pronuncia alla latina è già registrata dal Gradit, dal dizionario di Tullio De Mauro, che come si è già accennato in precedenza è un dizionario non normativo ma descrittivo e mira quindi a documentare nella maniera più aggiornata possibile la lingua dell'uso reale, vuol dire che essa è stabilmente usata da un gran numero di parlanti. In conclusione, l'importante forse è essere coerenti. Utilizzare un tipo o l'altro di pronuncia per entrambi i termini o anche scegliere quella più adatta al contesto a chi si rivolge, rimanendo sempre consapevoli della storia che tali termini hanno avuto. Ecco, io come vedete preferisco la dizione alla latina, anche perché, caro amico o cara amica,
L'italiano è una lingua che noi giornalisti purtroppo tendiamo a snaturare, perché c'è sempre. Ora io non pretendo di fare come sotto al fascio, che il cocktail divenne coda di gallo, oppure giocare a bridge divenne giocare a ponte o fare la canasta. Queste cose no. Però è altrettanto vero che ultimamente mi pare che si parli un italiano bastardo che non ha più niente di culturale, non ha più niente di letterario, non ha più niente della sua fisionomia, ed è soltanto un accrocchio di termini inglesi che vengono spacciati in vario modo. Cosa sta yappando, per esempio? Yappare è nel linguaggio dei ragazzini perché stai blaterando ad alta voce, no? Cosa stai yappando? Perché viene dall'inglese. Allora, recuperiamo un po' l'italiano, recuperiamo anche il latino e se possibile pure il greco, per il semplice e banale motivo che noi diventiamo quello che pensiamo. Se parliamo male, pensiamo male, insegniamo male, impariamo male, diventiamo male. E io non voglio diventare male, voglio diventare meglio, non peggio. Tutto qui. Allora, ultima zappa, c'era un'altra zappa, vediamo un momento. No, non c'è più. Ok. Adesso noi andiamo avanti con la rassegna stampa, andiamo a vedere Avvenire, perché vi dicevo della riforma del Tribunale di Famiglia, e andiamo a pagina 6. Eccolo qua, i tribunali per i minorenni non saranno cancellati, la riforma Cartabia va in soffitta. I 29 tribunali per i minorenni nel nostro paese non saranno cancellati e non sorgeranno le 140 sezioni circondariali del nuovo Tribunale Unico delle Persone e della Famiglia. Il motivo semplice: dopo anni di polemiche e dibattiti anche molto accesi, il governo ha preso atto che la riforma Cartabia per quanto riguarda il diritto minorile non può essere attuata. L'obiettivo di realizzare una riforma così imponente a costo zero era fuori dalla realtà e d'altra parte le risorse per dare concretezza alle profonde trasformazioni previste dalla riforma non ci sono, quindi tutto bloccato. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi dal senatore Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia, nel corso dell'ultima riunione della Commissione ministeriale di studio sul Tribunale delle Persone, ci sarà una nuova proroga fino al dicembre 2026, come già avvenuto negli ultimi 2 anni, ma in autunno sarà presentato un nuovo disegno di legge per confermare l'esistente con qualche piccola variazione. Saranno create sezioni specializzate per non disperdere le competenze attuali, sul modello delle sezioni specializzate del lavoro, mentre i giudici onorari esperti nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale potranno continuare a seguire gli ascolti delle parti e dei minori su delega motivata dei giudici togati, ma saranno esclusi dalla Camera di Consiglio. Tutti aspetti che verranno comunque messi a punto nel dettaglio nel corso di audizioni delle associazioni specialistiche presso Camera e Senato, che dovrebbero partire da settembre. La decisione del governo di mandare in archivio ciò che resta della riforma Cartabia, se chiude da un lato una lunga stagione di tensione e proteste, quelle più articolate e motivate sono arrivate dagli stessi magistrati minorili, apre anche una serie di pesanti interrogativi, perché una parte della riforma in realtà è in vigore e ha già inciso pesantemente sull'attività dei giudici. La svolta più clamorosa è stata il 22 giugno del 22, con l'entrata in vigore del nuovo articolo 403, legge attaccata e vituperata, al centro di attacchi molteplici nei mesi dell'inchiesta Bibbiano, perché legittimava l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia, disposto dalla pubblica autorità, senza tuttavia prevedere adeguate garanzie di controllo. Una disattenzione nei confronti dei bambini motivata dal fatto che il legislatore nel 1942, quando questo articolo fu introdotto, riprendendo una legge del 25 sull'ordine pubblico, riteneva giusto lasciare ampia discrezionalità alle pubbliche autorità e agli enti di protezione dell'infanzia. Scelta giustificabile 80 anni fa, ma oggi non più. Tanto che all'Italia sono arrivate le condanne plurime da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo. Questo per quando, no? Parlateci di Bibbiano. Ecco, Bibbiano è figlio di questa cosa qua. La riforma Cartabia ha in parte rimediato. Oggi per l'applicazione del 403 c'è una tempistica rigorosa, 24 ore per informare il pubblico ministero, che poi ne ha altre 72 per decidere se annullare il provvedimento o chiedere al giudice minorile di confermarlo, e un coinvolgimento immediato dei genitori. Il magistrato verifica le ragioni che hanno indotto l'allontanamento del bambino, se davvero sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto,
nel proprio ambiente familiare, un grave pregiudizio, grave pericolo per la propria incolumità psicofisica, e quindi entro altre 48 ore provvede alla nomina del curatore speciale del minore, fissa entro 15 giorni l'udienza di comparizione del minore per l'audizione dei genitori e del curatore stesso. E se il PM minorile non rispetta questa tempistica stringente, il provvedimento decade e il piccolo torna in famiglia con tutti i vantaggi, ma anche con tutti i rischi connessi. Quindi questo è quello che succede. Salta la riforma Cartabia in questo campo e non ci pare che sia proprio un male. Andiamo a vedere la questione Al-Masri, invece, la Meloni che se la prende con i giudici, e in particolare, eccoci qua a pagina 2, disegno politico delle toghe, giustizia, Meloni all'attacco, Al-Masri e migranti, la leader reagiscono alla riforma, sul caso libico tutelato il paese. Siamo a pagina 2 del Corriere della Sera. Ieri infatti Giorgia Meloni ha rilasciato questa intervista al TG5 e in particolare dice su Al-Masri, ovviamente a me non sfugge che la riforma della giustizia procede a passi spediti e ho messo in conto eventuali conseguenze. Ecco le conseguenze. Io vedo un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura, chiarisce Meloni, particolarmente quelle che riguardano i temi dell'immigrazione, come se in qualche maniera si volesse frenare la nostra opera di contrasto all'immigrazione illegale. Ciononostante i flussi di immigrati illegali in Italia sono diminuiti del 60% e lavoriamo per fare ancora meglio. Viene in mente il recente ricorso della Procura di Palermo in Cassazione contro l'assoluzione di Matteo Salvini sul caso Open Arms, lasciando intendere che certi provvedimenti siano la reazione più smaccata al cammino del DDL costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudice e PM, riforma contestatissima dalla magistratura e di recente approvata al Senato nel secondo dei 4 passaggi parlamentari necessari. Diventerà legge a novembre, secondo i calcoli del governo. Così anche il caso Al-Masri la induce a riflettere. Archiviare la sua posizione e chiedere l'autorizzazione a procedere per i ministri Nordio, Piantedosi e il sottosegretario Mantovano è surreale, spiega ancora la Premier, perché, e qui ribadisce i concetti già espressi nei post su X, loro tre hanno agito nel rispetto della legge per tutelare la sicurezza degli italiani. Non governano a mia insaputa. Io non sono Alice nel Paese delle Meraviglie, sono il capo del governo e non sono neanche, diciamocelo, un Conte qualsiasi che faceva finta di non sapere che cosa facesse il suo ministro degli interni. Ancora un riferimento velenoso al caso Open Arms, visto che all'epoca, agosto 2019, Salvini era al Viminale impegnato a frenare gli sbarchi e Conte a Palazzo Chigi a capo del governo giallo-verde. A questo punto però diciamo questo retroscena, eccolo qua, le carte, sempre a pagina 6 del Corriere della Sera, dove si capisce perché il governo alla fine ha preso alcune decisioni. Al-Masri, gli 007 avvertirono il governo, i suoi soldati ci aiutano sui migranti. La memoria difensiva dell'esecutivo sullo stato di necessità, ma i giudici lo negano. E vediamo che cosa succede. Tra le fonti compulsate dall'AISE, il Servizio Segreto per la Sicurezza Esterna, sui rischi e i possibili atti di rappresaglia contro gli italiani in Libia derivanti dall'arresto di Osama Naji al-Masri, c'è anche la Rada Force, la forza speciale antiterrorismo di cui proprio al-Masri era un elemento di vertice. L'ha spiegato il direttore dell'AISE, Giovanni Caravelli, al Tribunale dei Ministri, precisando che la Rada operava in quartieri nevralgici di Tripoli, compreso quello da dove erano dislocate la nostra ambasciata e la residenza dell'ambasciatore. In più Caravelli ha aggiunto di aver riferito, fin dalla prima riunione a Palazzo Chigi, che l'AISE aveva una collaborazione molto proficua con la Rada in materia di contrasto ad attività criminose di vario genere, con particolare riferimento a quelle legate a traffici di esseri umani, a oli combustibili, stupefacenti o attività terroristiche. Sembra dunque di capire che, oltre ad evitare ritorsioni, peraltro non si aveva notizia di specifiche minacce, l'Italia avesse il problema di non rinunciare all'aiuto dei miliziani di Tripoli nel contenimento dell'immigrazione clandestina. E a proposito della figura di spicco e molto ben considerata di Al-Masri, Caravelli ha sostenuto che i servizi italiani non sapevano ci fosse un'indagine a suo carico della Corte dell'Aia, affermazione che il Tribunale dei Ministri giudica poco verosimile, dal momento che 3 anni fa la Procura della Corte Penale Internazionale è entrata nella squadra congiunta
che indaga sui crimini commessi contro migranti e rifugiati in Libia, assieme a Italia, Olanda, Regno Unito e Spagna. Scusate. Ma a prescindere da Al-Masri, il cuore del caso che porta il suo nome è proprio nelle considerazioni emerse durante le riunioni segrete svoltesi a Palazzo Chigi nei 2 giorni successivi al suo arresto, in cui è emerso l'interesse dell'Italia a liberare il ricercato libico anziché consegnarlo alla CPI, in virtù di uno stato di necessità invocato nella memoria depositata dalla difesa dei ministri indagati la settimana scorsa, il 31 luglio. È l'ultimo atto del procedimento del Tribunale dei Ministri, concluso con le richieste di autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e Mantovano, nel quale l'avvocata e senatrice leghista Giulia Bongiorno richiama l'articolo 25 di un documento della Commissione ONU sulle responsabilità degli Stati per le violazioni del diritto internazionale. Lì è previsto che un obbligo internazionale, come l'esecuzione di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, possa essere disatteso quando è l'unico mezzo per lo Stato di salvaguardare un interesse nazionale a fronte di un pericolo grave e imminente. Ma secondo i giudici del Collegio per i reati ministeriali, stavolta non c'era alcun pericolo grave e imminente, poiché nessuna delle paventate generiche ritorsioni si era estrinsecata in una minaccia concreta dotata di una certa consistenza. Tanto più che in Parlamento il ministro dell'Interno Piantedosi aveva solennemente smentito, nella maniera più categorica, che il governo abbia mai ricevuto alcun atto o comunicazione che possa anche solo lontanamente essere considerato una forma di pressione indebita assimilabile a minaccia o ricatto da parte di chiunque. Ora, vedete, io ieri parlavo del lodo Moro, ma a questo punto torniamo al caso Al-Masri. Voi siete a capo del governo dell'Italia, una nazione di 60 milioni di anime nel centro del Mediterraneo. A un certo punto viene fuori che c'è questo signore inseguito dalla Corte Penale Internazionale per tutta una serie di reati, il quale sta gironzolando in Europa ed è arrivato anche in Italia. Questo signore però è un signore che a voi serve perché così non avreste l'invasione dei migranti, non avreste attentati un giorno sì e l'altro pure nel nostro paese. Vi serve perché riuscite a tenere in qualche modo calma una parte della Libia, visto che nell'altra i russi e i turchi stanno cominciando a metterci le mani e molto probabilmente l'Italia, come ci ha raccontato anche Michela Mercuri qualche settimana fa, e la avremo presto nostra ospite di nuovo qui in radio, l'Italia sta comunque cercando di tenere buoni rapporti con l'altra Libia, quella di Bengasi. E allora voi che cosa fate per tenervi calmo il paese e per evitargli guai? Lo spedite di nuovo in Libia con l'aereo di Stato e fate finta di nulla? O preferite e quindi disattendete l'obbligo internazionale, come dice chiaramente l'articolo 25 citato dalla Bongiorno, oppure volete fare quelli duri e puri e la mettiamo così? A voi la scelta. A voi la scelta. A me questa storia ricorda un apologo di quel ragazzo di bottega che lavorava dal macellaio e diceva: io le cose storte non le posso vedere. Prese il martello e cominciò a raddrizzare i ganci. Quando arrivò il macellaio cominciò a dargliele di santa ragione, gli disse: io ora la carne dove l'appendo? Ecco appunto, e noi la questione libica come l'avremmo dovuta appendere. Pausa e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi, con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radiolibertà.net.
Oppa! Italiani greci, una faccia, una razza! Oppa! Scusate l'esaurimento nervoso, però permettete, Vibo Valentia fu fondata da coloni greci venuti da Locri e Pisefiri nella Locride, e prima ancora quelli di Locri e Pisefiri, che oggi è Locri in provincia di Reggio Calabria, erano venuti appunto dalla regione della Locride in Grecia, che è alle spalle di Atene. Per cui io posso dirlo: italiani greci, una faccia, una razza, oppa! E balliamo il Sirtaki alle 9:35 minuti e 55 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa era ovviamente la danza di Zorba di Mikis Theodorakis, a noi grazie, 1964, dal film Zorba il Greco. Ecco, state attenti a non dire Zorba se siete invece in Calabria, perché Zorba è un insulto in realtà. Quindi se dite sei uno Zorba, state attenti, no, evitate Zorba con la B, mi raccomando. Ok, allora, sono arrivate altre zappe, io ho piacere di leggervele, così poi andiamo avanti con la rassegna stampa. Rispondo a una domanda di servizio intanto. Ciao, perché non si sente più la radio sul 252? Perché noi non abbiamo più il canale 252 del digitale terrestre. Quindi se ci volete ascoltare, comprate una bella radio DAB, tanto nei negozi ora si trovano a meno di 50 euro, oppure la potete trovare su eBay, ce ne sono pure di ricaricabili, così la potete portare all'aperto, la potete sentire in giardino, sul balcone, come meglio volete. Poi la radio digitale è anche più facile da usare, oppure potete usare l'app, oppure ancora ci sono i canali video a cui potete accedere, Twitch, YouTube, Facebook, e attraverso l'app ci potete pure vedere, come meglio volete. Ancora, buongiorno, che bella lezione di italiano, grazie. No, qui non facciamo lezione, semplicemente ho risposto a una domanda. Ancora, via l'appello in caso di assoluzione in primo grado, sono d'accordo. E avanti tutta con la riforma della giustizia, sono ancora d'accordo. È una guerra elettorale, terza volta che sono d'accordo. Voglio un presidente di destra, Silvio da Torino.
E su quello però non possiamo fare miracoli, vedremo che cosa succederà nel 29. Mario, ciao Mario, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Bene ha fatto la Meloni a criticare la presa di posizione dei giudici sul caso di Al-Masri, a parte il fatto che era in giro da giorni per l'Europa e nessuno ha fatto niente, e nessuno ha fatto niente, proprio noi dovevamo metterci nei guai e far rischiare i nostri cittadini che si trovano in Libia. In quei giorni era in corso anche l'episodio della giornalista in carcere all'estero. Per quanto riguarda la reazione dell'opposizione italiana, direi di tirare avanti e non curarsi di questi. Il Parlamento neghi l'autorizzazione a procedere e pensiamo ad altro. Ancora, carissimo, segreto di Stato e via andare. Vi ricordiamoci anche l'origine del nome Crotone, Walter, è l'antica Croton, l'eroe Crotone. Va bene. Qua noi procediamo, sempre 340-670-9659, andiamo a vedere adesso un altro tema ed è quello del ponte. Il ponte è stato approvato, lo sapete, ma c'è già chi dice no, non è assolutamente cosa, il ponte brutto, non è il caso. Chi è che lo dice? Siamo qua sul Fatto Quotidiano. Emanuele Codacci Pisanelli viene intervistato dal Fatto Quotidiano. Il sì non risolve gli enormi problemi. Cosa dice Codacci Pisanelli, grande esperto progettista di ponti in tutto il mondo? Boccia il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, a cui ha lavorato a fine anni '80, approvato ieri dal governo. Il vaglio del CIPES amministrativo, non tecnico, riguarda la parte economica. I dubbi e problemi tecnici, che sono enormi, rimangono tutti. Innanzitutto il progetto che presentano non è aggiornato come dicono, è lo stesso identico del 2011, con integrata la relazione del progettista in cui si impegnano a fare modifiche nella fase successiva, cioè il progetto esecutivo. Alcune sono chiare, altre assolutamente irrazionali, come quando dicono di voler usare un nuovo tipo di acciaio per cavi e pendini che avrebbe una resistenza del 20% superiore, visto che il progetto del ponte è vecchissimo. Se si fa questo, viene annullato qualsiasi calcolo fatto fino ad oggi. Mica si presenta un progetto e poi si dice vogliamo cambiare l'acciaio, è un'assurdità. Cambiano i cavi, le sezioni, tutte le masse, i pesi sugli ancoraggi e lo ammettono loro stessi. Poi c'è la pavimentazione, il progetto del 2011 non la definisce perché prevede di fare prove per stabilire quella migliore, può essere sottile, 10-15 mm come il secondo ponte sul Bosforo, o anche il più tradizionale, 4 centimetri come il vecchio progetto di Messina, ma dalla pavimentazione dipendono tantissime cose, come la piastra che sostiene il manto stradale, per cui significa cambiare anche la sezione dell'acciaio, significa che le masse di impalcato sono indefinite e quindi anche solo le verifiche sismiche che prevedono lo studio dell'inerzia sull'impalcato durante un sisma non hanno validità finché non si stabilisce la pavimentazione che mettono nei calcoli. Guardi che è una cosa assurda, prima si stabilisce la pavimentazione, poi si fa la verifica sismica, non il contrario. Stessa cosa per il comportamento aerodinamico che dipende dalle masse dell'impalcato. Non è ancora ben chiaro anche il comportamento aeroelastico del ponte, questo è un punto rilevante. Il progetto preliminare studiato dall'ingegner Brown prevedeva che gli impalcati avessero una pendenza trasversale verso l'interno a forma di cucchiaio. Si andava con le corsie invertite, chi andava in Sicilia a sinistra, chi verso il continente sulla destra. Questa soluzione è stata eliminata invertendo le direzioni, quindi il cucchiaio è rovesciato. Questo ha comportato vari problemi, come il traffico dei camion che si è spostato verso l'esterno, il che porta a sollecitazioni dinamiche dei pendini estremamente elevate su cui non è stato fatto alcun calcolo. Cambia anche tutta l'azione del vento, è tutta un'altra cosa rispetto al progetto di calcolo del 92. Il progetto attuale non è mai stato testato, non si sa come si comporta. Lei ha criticato anche l'uso di cavi gemelli paralleli, è una cosa che reputo grave. L'ultimo ponte coi cavi gemelli è quello Verrazzano del 64, poi non si sono mai più fatti ponti con quel sistema per una serie di problemi. Nessuno si sogna di progettarli più così. I giapponesi di Ihi, che dovrebbero costruire il ponte, non ne hanno mai fatto uno a cavi gemelli, stessa cosa il progettista, la danese Kowi, che peraltro non ha mai realizzato ponti ferroviari, come sarebbe quello di Messina. Insomma, tutta una serie di cose. Cosa si dovrebbe fare? Ricominciare da capo coinvolgendo tecnici esterni. Questa corsa è inutile. C'è chi sospetta che si punti a blindare il contratto col via libera al CIPES,
Non lo so, però va notato che Eurolink è in causa con lo Stato, a cui ha chiesto 700 milioni per lo stop del 2012 e non ha ancora rinunciato alla causa. In primo grado ha perso, ma se slittano ancora i tempi si può arrivare in autunno e inverno all'esito dell'appello, prima ancora che i contratti siano aggiornati. E così si potrà scegliere se continuare il contenzioso o firmare. Dopodiché abbiamo le delicatezze del fatto su Salvini, che viene definito piazzista. Il ponte sarà pronto nel 2032 come la metro C. C'è questa analisi di Lucio Musolino, il ministro Facilone, le mani mafiose che lavorano per i futuri appalti. Salvini non ama perdersi nei dettagli, garantisce lui che andrà tutto bene, ma se si dovesse non fare il ponte perché ci sono mafia e 'ndrangheta, allora non facciamo più niente. Solo che il lavorio mafioso attorno ai lavori per la maxi opera non è un'ipotesi, visto che il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo già ad aprile aveva spiegato che le procure distrettuali conducono le indagini collegate alla realizzazione del ponte sullo stretto. Lo ha fatto annunciando di aver revocato le deleghe al suo vice Michele Prestipino, indagato per aver rivelato notizie coperte da segreto a Gianni De Gennaro, l'ex capo della polizia, oggi presidente di Eurolink, cioè del consorzio guidato da WeBuild che costruirà il ponte. Se è necessario il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia, è chiaro che le inchieste più di una ci sono. Ad esempio, parlando di 'ndrangheta, il pentito Cosimo Virgilio indicò ai PM un tale Carmelo che a metà degli anni 2000 scalpitava nell'ambiente romano per trovare un buco per arrivare in Pregilo, perché di lì a poco ci sarebbero state le gare per la costruzione del ponte sullo stretto. A Carmelo l'aveva chiesto il boss Rocco Molè, che sul ponte aveva le idee chiare. A noi basta che tutti i materiali che arriveranno con le navi vengano gestiti qua nell'area portuale di Gioia Tauro. Rocco Molè non era uno stupido, sono le parole del pentito. Sapeva che tutta la piana sarebbe diventato il grande cantiere d'appoggio per la costruzione e diceva che i cugini di Piromalli a lui lo odiavano ma non l'avrebbero ucciso. Si sbagliava. Nel 2008 Molè fu ammazzato all'interno del porto, che oggi, come aveva preventivato, servirà per portare in Calabria i materiali per realizzare il ponte. Siamo a pochi chilometri dalla cava, che diventerà una discarica monstre e dovrà essere espropriata ai parenti del defunto boss di Limbadi, Ciccio Mancuso. Insomma, come al solito, se fosse per questi signori in Italia, molto probabilmente non si metterebbe nemmeno nemmeno un mattone per terra, perché sennò poi arrivano e ti dicono che ci mangia la mafia. Del resto, in questo paese abbiamo avuto i grillini che hanno deciso di non far fare le Olimpiadi, di non presentare la candidatura olimpionica di Roma nel 2024, semplicemente perché Di Battista aveva fatto una riunione con il suo meccanico, con un pensionato e 2 persone raccattate al bar, e aveva detto alla Raggi che erano tutti contrari. Quindi questo è il livello di questo paese e di certe discussioni. Invece sul giornale 10 domande e 10 risposte sul ponte, quindi non parliamo di sospetti o di favole. 1. È vero che non si può costruire perché lo stretto è una zona sismica? Le costruzioni di ponti sospesi in zona sismica avvengono da sempre in ogni parte del mondo in aree con capacità di generare terremoti più forti dello stretto di Messina, come Turchia, Giappone o California, tanto per chiarirci. 2. È vero che la costruzione del ponte sullo stretto devasterà l'ambiente? Il ponte è stato studiato per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente, sia sulla valutazione di impatto ambientale, sia su quella di valutazione di incidenza ambientale. 3. È vero che il ponte creerà seri problemi agli uccelli migratori? Molte associazioni ambientaliste sostengono che il ponte si trovi su un corridoio cruciale per le migrazioni di molte specie, tra cui rapaci e cicogne, che dall'Africa si dirigono verso l'Europa settentrionale. Ma le quote medie di volo di questi uccelli sono significativamente più alte rispetto all'altezza del ponte e delle torri. 4. È vero che i cantieri dell'opera toglieranno l'acqua diretta a Messina e Villa San Giovanni? Per l'approvvigionamento dei cantieri del ponte sullo stretto è stato valutato uno specifico piano di sostenibilità idrica. 5. È vero che si corre il rischio di chiusura del ponte a causa del forte vento? Il ponte sarà operativo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, senza interruzioni di traffico causate dal vento. Questo è reso possibile grazie alla particolare conformazione aerodinamica dell'impalcata e le barriere antivento, progettate per garantire la sicurezza degli utenti.
Il ponte infatti è progettato per resistere a venti fino a 216 all'ora, un valore mai registrato in oltre 20 anni di monitoraggi eolici. 6. È vero che le grandi navi mercantili e passeggeri non passano sotto il ponte? Il ponte ha un'altezza, il cosiddetto franco navigabile, di 72 metri sul livello del mare, che non ha effetti su navi da crociera e portacontainer. 7. È vero che l'Unione Europea non ha mai finanziato la costruzione del ponte? L'opera costerà quasi 15 miliardi e genererà effetti sul PIL per 23 miliardi, grazie anche ai 100.000 posti di lavoro previsti. L'Europa ha inserito il ponte nel corridoio europeo TEN-T e l'ha già finanziato. Nel 24 la società Stretto di Messina e l'agenzia UA-Cinea, Climate Infrastructure and Environment Executive Agency, hanno firmato il Grant Agreement per il cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva della parte ferroviaria. 8. È vero che il ponte è già costato all'Italia diversi miliardi di euro? Dal 1981 a oggi sono stati fatti investimenti pari a circa 300 milioni, come risulta dal bilancio societario del 2023 per la ricerca, gli studi di fattibilità sulle 3 soluzioni di attraversamento, lo sviluppo e la verifica delle 3 fasi di progettazione, di massima, preliminare e definitiva, l'esperimento di 4 gare internazionali, nonché le attività per il riavvio del 2023. Un importo in linea con i parametri internazionali, nonostante il ponte abbia caratteristiche eccezionali. Ecco, tra l'altro l'onorevole Cattoi diceva che il bonus sono 40 miliardi di euro. Pensate, con quei soldi del bonus di Conte si potevano fare 3 ponti sullo Stretto di Messina affiancati uno accanto all'altro. 13 miliardi uno, 13 miliardi l'altro, 13, 26, 39 totale. 40 miliardi è venuto il bonus di Conte, fate voi. E 9. È vero che il ponte di Messina ha sottratto al Mezzogiorno moltissime risorse? I 13 miliardi e mezzo di investimento sono e restano per il Sud. Il ponte è un'infrastruttura strategica che fa parte di un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale che si sta implementando nel Mezzogiorno con un totale di circa 120 miliardi di euro di investimenti ferroviari decisi per collegare l'Italia da nord a sud. Inoltre, secondo uno studio della Regione Sicilia, essere isola costa oltre 6 miliardi di euro all'anno, pari al 7,4% del PIL. 10. È vero che il ponte non serve perché in Calabria e Sicilia mancano strade e ferrovie? Gli investimenti del governo sulla rete stradale e ferroviaria in Sicilia e Calabria attraverso il Ministero delle Infrastrutture rappresentano un impegno senza precedenti, che da qui al 2030 prevede opere per circa 70 miliardi tra le 2 sponde del Mediterraneo, che daranno vita a un sistema di trasporti sostenibile, sia in termini di rilancio economico che sociale delle 2 regioni, senza contare le ricadute sotto il profilo dell'attrattività. Per cui, come vedete, insomma, usciamo da certe ipotesi. Andiamo a vedere le zappe che sono arrivate nel frattempo. Io ascolto la radio sul cellulare, così ho risolto il problema. Ancora, più di 40 anni di battaglie secessioniste, federaliste e autonomiste della Lega, risultati i nostri campioni che fanno Salvini il ponte tra le cosche e l'altro genio Giorgetti buono solo per sé, Roma capitale con vera autonomia. Disastro epocale, adesso dopo quasi 40 anni di Lega non so più nemmeno per chi cazzo votare, sicuramente non i fratellastri né i forzisti. Mi dispiace per te, i partiti evolvono nel corso della storia. Poi francamente definire Giorgetti buono per sé una mente politica come Giorgetti, francamente. Vorrei essere io buono per sé come a lui, guarda. Comunque la richiesta di arresto di Al-Masri è un'operazione di tipo win-win, ovvero vinci sempre, perché qualora il governo avesse proceduto con l'arresto, le opposizioni avrebbero potuto gridare alle responsabilità per non aver difeso le maestranze e le imprese italiane presenti in Libia. Appunto, per questi come fai e sbagli. Poi arriva la Schlein e la Meloni venga a riferire in Parlamento. Sì, apriamo il Parlamento, anziché occuparci di fare le leggi e tutto il resto, e dobbiamo stare ogni volta a fare il processo alla Meloni. Vabbè, andiamo a Salvini, perché l'uomo nero per eccellenza è chiaramente lui. Morto Berlusconi, c'è lui. Adesso andiamo a vedere altre cosine e in particolare pagina 19 della Stampa. Parliamo un po' di porno perché
l'intelligenza artificiale in mano a Musk sta un pochettino sbarellando. Un momento che qui c'è una altra zappa. Francesco, buongiorno Antonino, ci sentiamo tra qualche decina di anni per vedere i 13 miliardi di euro quanto si saranno moltiplicati. Buongiorno Antonino, mi spendi 2 parole sulla tua paesana Baldino e su Sansonetti? Grazie, un abbraccio Davis. Davis, guarda, io francamente non me ne sono occupato e non ho opinioni in merito, per cui la cosa non mi tange. Ecco, qualcuno mi manda questa fotografia, regia, se potete proiettare questa immagine, per favore. Ecco, questa è l'unità di sabato 3 ottobre del 64, non è un fake. Si inaugura domani l'autostrada del Sole, la spina dorsale di un sistema rachitico, una visione soltanto automobilistica, i rilievi di un'indagine urbanistica, nessuno studio preventivo. Quanto si paga sull'autostrada? Questa è la pagina con cui l'unità bocciava l'inaugurazione dell'autostrada A1. Chiaro? Perché? Perché il sistema è rachitico, perché prima dovevano sistemare le altre strade statali in Italia e poi allora avrebbero costruito l'autostrada del Sole, che è la stessa cosa che dire prima dobbiamo aggiustare le strade in Calabria e Sicilia e dopo facciamo il ponte. E dopo 61 anni, noi continuiamo ancora a vedere roba d'archivio che viene ritirata fuori e riciclata per queste cose. Per cui stiamo a perdere tempo. Va bene, torniamo alla rassegna stampa. Sapete qual è il problema di questo paese? Che questo paese è un paese memoricida. Perché succede una cosa e dopo 6 mesi è tutto dimenticato. Invece ogni tanto un po' di memoria, il vizio della memoria dovrebbe essere coltivato, amici e amici miei, ma non dell'avventura. Allora, qui abbiamo la stampa. Servirebbero regole chiare per rintracciare chi produce immagini vietate o commettere reati. L'intelligenza artificiale e i video hot, così Musk sdogana il revenge porn. Elon Musk, scrive la collega Assia Newman Dayan, ha infine messo in commercio il suo generatore di schibidi boppi, Grok Imagine. Questa è una funzionalità dell'intelligenza artificiale di Grok che in maniera onesta ha l'opzione per video più o meno erotici, e dico onesta perché l'obiettivo di produrre video generati con la I non è certo elaborare video con i gattini rapiti dagli alieni. La funzionalità si chiama Spicy. Si parte da un'immagine reale o generata con Grok e si realizza un video di pochi secondi. Più che andare su Marte, più che far nascere il terzo polo americano, più delle macchine che guidano da sole, riportare in vita Vine sarebbe stata la cosa più visionaria pensata da Musk. Faccio una premessa. Questa modalità di Grok non pone nessun problema nuovo, perché il problema c'è già e questo problema non ha soluzione. Mettere in mano a tutti quelli che hanno un telefono la possibilità di elaborare un video porno con la faccia di chiunque, bambini, celebrities, politici e via dicendo, è un problema che esiste da tempo. E nessuno ha fatto niente, perché nessuno ci può fare niente, perché è come aver prodotto un veleno senza l'antidoto. Per fare un esempio, nel 2023 un gruppo di adolescenti tra i 12 e i 14 anni avevano prodotto i deepfake di una decina di ragazze tra 11 e 17 anni, immagini fatte poi circolare su gruppi Telegram e WhatsApp. I colpevoli hanno avuto una pena rieducativa, non essendoci una legislazione specifica in materia. Quelle immagini non erano vere, ma quella rimane pornografia minorile, anche se falsa. A cosa serve e per cosa è nata la funzionalità video dell'intelligenza artificiale? Immagino anche, se non soprattutto, per produrre pornografia. Questo comporterebbe diverse cose, secondo me vale la pena rifletterci più che indignarsi. La fine di OnlyFans, la crisi dell'industria del porno e relativi sfruttamenti, ad esempio. Una pornografia completamente artificiale sarebbe una pornografia per così dire moralmente più accettabile? Siccome siamo andati troppo oltre con l'intelligenza artificiale, l'unica cosa da fare è regolamentarla in maniera efficace. Bisogna fare in modo di poter rintracciare chi produce immagini vietate o chi commette reati. E i reati vanno scritti e aggiornati. Bisogna che certe funzionalità costino molto, bisogna rendere la I complicata o riconoscibile. Elon Musk ha scritto sul suo profilo X che con Grok Imagine sono state generate 14 milioni di immagini, oggi siamo a più di 20 milioni.
Un utente ha postato il video di un mio mini pony cavalcato da una bambola scrivendo Grok Imagine ha fatto vivere i giocattoli di mia figlia. Mentre Musk ha messo un video in cui prendeva vita un disegno scrivendo Grok Imagine può trasformare i disegni di tua figlia in un film di animazione. E poi ci sono varie donne bellissime e artificiali, tutte immagini false in maniera molto chiara. A un certo punto un utente posta un video virato seppia con una giovane donna in treno, molto più realistico degli altri. Quest'utente scrive che ha usato Grok con alcune foto di sua madre da giovane per farne dei video, soprattutto che sua madre è morta nel 2002. Stai condividendo l'allucinazione di un momento che non è mai accaduto grazie a un programma del computer, gli scrivono. E questo è quello che succede con l'immaginazione artificiale in qualunque modo sia usata. La morte è rimasta l'unica cosa che non si può sconfiggere e l'immortalità è l'unica cosa che i miliardari non possono comprare. L'intelligenza artificiale serve anche a battere la morte. Riportare in vita i morti è la risposta a un bisogno che nessuno dovrebbe avere. Le persone hanno iniziato a fare terapia con ChatGPT e comandare in analisi gratis. E insomma, fai tornare in vita tua madre con un video, poi fai seduta parlando con l'AI di quanto ti manca. Alla fine scopri che la tua è una soluzione che alimenta il problema, se ti va bene. Qualche tempo fa ho visto il video di un uomo che picchiava un robot umanoide e la mia reazione è stata come se quell'uomo stesse picchiando un essere umano e sarò onesta. Questa sensazione mi ha dato un certo sollievo. Certo è che se fanno i video di questo genere, provate a immaginare quanta gente si potrà suicidare, prendono la tua faccia e ti mettono in un video mentre abusi dei bambini. Ecco qua, Spicy le corna. Penultima notizia, Stefano Argentino si è impiccato nel penitenziario di Messina, i legali, perizia negata, parliamo di femminicidio, suicidia in carcere l'assassino di Sara Campanella, la breve e assurda storia di Stefano Argentino, il 27enne che uccise Sara Campanella, si è conclusa ieri pomeriggio intorno alle 17 nel carcere di Gazzi a Messina, la città in cui il 31 marzo scorso lo studente fuori sede e fuori corso di tecniche biomediche aveva colpito 2 volte al collo con un coltello comprato su internet la collega di università. La ragazza di 22 anni, anche lei fuori sede, era di Misilmeri, Interland di Palermo, ossessionata da oltre un anno dalle attenzioni morbose dello studente di nota, aveva registrato i propri ultimi istanti di vita, quasi certamente non pensando a quel tremendo epilogo. La fine terribile di una storia terribile, il commento dell'avvocato Concetta Latorre, che assiste la famiglia della vittima. Ma sul suicidio in cella non mancano le polemiche. Il legale dell'imputato, avvocato Stefano Cultrera, attacca a testa bassa. Avevo chiesto una perizia psichiatrica, il GIP me l'ha negata. Avrebbe potuto salvare almeno una delle 2 vite, invece lo Stato dovrà sentirsi responsabile del misfatto. Poi arriva anche a invocare la pace terrena tra le famiglie. Argentino non era più sottoposto ad altissima sorveglianza. Da 15 giorni era stato ammesso a vita comune, era cioè in cella con altri 2 detenuti. Psicologi e psicoterapeuti avevano rassicurato circa le sue condizioni. Lui aveva pure ripreso a mangiare. Il gesto estremo l'aveva preannunciato subito dopo l'arresto. Il 10 settembre sarebbe iniziato il giudizio immediato, direttamente in corte d'assise senza udienza preliminare. Un processo senza altra via d'uscita che l'ergastolo, ma Argentino ha già chiuso tutti i conti. Le 10:01, ci fermiamo. Sentiamo rapidamente Costa Rosada, sentiamo rapidamente gli Jarabe de Palo, la Flaca del 1999 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que esta flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, solo uno fuera, aunque solo uno fuera. La flaca, por un beso della flaca. Anno di grazia 1999, cosa avremmo fatto per la flaca, miei cari? Le 10, 4 minuti e 5. La flaca vuol dire la ragazza magra, non cominciate a fare i maliziosi voi altri, che ci sono pure delle signore. Che diamine. Mi scuso, care ragazze che ci state ascoltando da 0 a oltre i 99 anni. Dicevamo, le 10, 5 minuti e 13 secondi, questi erano gli Jarabe de Palo con la flaca. Noi chiudiamo con un'ultima notizia, dopodiché diamo spazio a 2 audio che sono arrivati tra le zappe, gli ultimi 2 audio. La notizia che io vi avevo promesso per chiudere col botto arriva da Libero, signore e signori, perché veramente da un lato a certa fantasia non c'è proprio limite, dall'altro uno dice vabbè, però anche basta adesso. Eccoci qui, si sta caricando la paginetta. Sentite qui cosa succede a Gallipoli. Polemiche e tafferugli a Gallipoli. Gli scacciamalocchio napoletani invadono il Salento, gettano sale contro i turisti pronunciando frasi scaramantiche, poi chiedono soldi per un amuleto o una benedizione. Tempi duri per i turisti. Incarnazione della piaga maligna e il turismo di massa strabordante, accusati per la verità non proprio a torto di infestare vette alpine, spiagge incontaminate, città d'arte a suon di infradito e selfie a go-go, nonché di essere incapaci di entrare in un museo senza provocare catastrofi e distruzioni. Assaliti con pistola d'acqua e cartelli intimidatori, ora vengono inseguiti da sciami di personaggi urlanti muniti di corni, gli scacciamalocchio e sale da cucina. Non si tratta dell'ultima azione di difesa di residenti esasperati o di abitanti o di ambientalisti imbufaliti. Succede a Gallipoli, perla pugliese meta ambita del turismo internazionale, dove da giorni piombano in massa da Napoli e dalla Campania, muniti di corni e sale da cucina, che spargono sui turisti domandando oboli dal minimo 5 euro e promettendo la liberazione dalla malasorte, che però si abbatterà immancabilmente se l'obolo verrà negato. Un ritorno ad antiche tradizioni, una suggestiva kermesse a base di genuina anima popolare? A Gallipoli in realtà sta montando il malumore, per non dire irritazione, fino al travaso di bile, anche perché proteste e richieste di intervento sembrano non sortire effetto. Così, di giorno in giorno, la ridente cittadina pugliese diventa teatro d'azione scelto da uomini, donne e ragazzetti che si sparpagliano per le vie affollate e si preparano alla recita consueta.
formule scaramantiche pronunciate con l'inconfondibile accento partenopeo, gesti e richiami per finire in bellezza con un pappagallino che si posa sul malcapitato prescelto e sale a manciate, facendo intendere che la sorte si sta per accanire sui presenti, persino su bambini e neonati, a meno che non si impugni il classico cornetto rosso fuoco, che invece richiama a sé tutta la buona sorte. In molti, o perché in fondo hai visto mai un po' ci credono, per togliersi di torno il fastidio o farsi l'ennesimo selfie simpatico col cosiddetto corno, cedono e pagano. Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, assicura che il territorio è sotto controllo, ma poi bisogna capire per il bene se gli episodi di presunte molestie ai turisti sono configurabili come reato o meno. Gli scacciamalocchio intanto imperversano. Si potrebbero però usare i corni contro gli stessi inseguitori, visto che rappresentano una certa malasorte per chi vorrebbe godersi qualche scampolo di turistica felicità. Vabbè, qui entriamo in un vasto campo. Posso dirvi una cosa: la superstizione porta sfortuna, per cui non perdete tempo con queste cose. Dopodiché, se proprio volete perdere tempo, in omnia pericula, tasta testicula. Se siete donne, toccatevi il petto. Almeno in Calabria si usa così: le donne si immunizzano toccandosi il petto. Poi voi, secondo le vostre regioni, fate. Non aggiungo altro, perché sennò poi dicono che io faccio body shaming, sessismo e roba varia. Ok, allora ragazzi, ci sono questi due ultimi audio arrivati, quello da 20 secondi e l'altro da 53. Mandiamoli pure, sentiamo che cosa hanno detto questi nostri ascoltatori. Buongiorno Antonino. Raggiunto una certa età uno fa i conti. Io ho 66 anni e temo che ne vedrò tanti, ma il ponte sullo stretto di Messina mi sa che non farò in tempo a vederlo. Un saluto, buongiorno. Sentiamo adesso buongiorno, sono Mary da Ferrara. Io penso, sono nata e cresciuta in Libia e penso che hanno fatto girare al Masri per tutta l'Europa e nessuno ha fatto niente, nessuno l'ha fermato. Arrivato in Italia, la patata bollente l'hanno lasciata a noi. E secondo me il governo italiano ha fatto benissimo, perché voi non sapete come sono vendicativi, e se si fa qualcosa contro qualcuno di loro si rivendicano su quelli che abitano e vivono e lavorano in Libia. Quindi una mia grande approvazione al governo italiano, che ha fatto benissimo. Buongiorno e cari saluti. Antonino, è la prima volta che io parlo, che mando un messaggio quando c'è lei. Tante belle cose, buongiorno. Allora, intanto grazie a entrambi. Mary, come non essere d'accordo con la tua più che lucida analisi? 1. 2, il nostro ascoltatore che dice credo che non riuscirò a vedere il ponte sullo stretto. Senti, non mettiamo limiti alla provvidenza e soprattutto alle eventuali, anzi non eventuali, alle affermate capacità ingegneristiche che questo paese sa esprimere. Bene, noi abbiamo finito, appuntamento domani, anzi appuntamento alle 12 con Capitaneria di Porto, parleremo di amianto, parleremo di beneficenza, di belle storie, parleremo di jukebox e telefoni a gettone. Adesso però noi ci fermiamo, un breve stacco e poi ascolterete Matteo Salvini, la conferenza dopo l'approvazione del progetto del ponte sullo stretto di Messina, e a seguire il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con Liberamente. Grazie a tutti, a più tardi.